I vertici di Fratelli d'Italia al comune di Agrigento dicono adesso basta maggioranza in frantumi, siamo pronti a ricorrere al voto se la crisi non verrà risolta. Sulla crisi idrica gli interventi degli onorevoli Cambiano di 5 Stelle e di Catanzaro del PD, consigli comunali straordinari a Favara e a Canicattì sulla crisi idrica. Indagata in stato di libertà per omicidio stradale Mira Meianale nell'incidente di Giacalone che ha visto perdere la vita al figlio di 16 mesi e alla zia. Grave incendio alla discarica di Mazzarà Sant'Andrea nel Messinese, ipotesi di incendio doloso per il primo cittadino Navarra. Al via la 10ª edizione di Sicilia in Bolle a partire dal prossimo 29 giugno al 1 luglio, tante le novità per gli amanti del vino. Sport, novità in casa Agragas in vista del prossimo campionato. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro TVA Notizie. Adesso basta, maggioranza in frantumi al Consiglio Comunale di Agrigento e quanto affermano i vertici di Fratelli d'Italia. Dal capogruppo Gramaglia agli assessori Piparo, Ciulla, Alfano, al segretario provinciale Barba, il servizio. Adesso basta, maggioranza in frantumi al Consiglio Comunale di Agrigento, affermano i vertici di Fratelli d'Italia, dal capogruppo Gramaglia agli assessori Piparo, Ciulla, Alfano, al segretario provinciale Barba. La bocciatura del programma triennale delle opere pubbliche 24-26 al Consiglio Comunale di ieri sera ha segnato il crollo della maggioranza a sostegno della giunta del sindaco Miccichè. Questa situazione non può più essere ignorata dall'amministrazione e dal sindaco, che devono affrontare con urgenza la crisi politica ormai evidente. In un momento di grande difficoltà, mentre la città si prepara all'importante sfida della capitale italiana della cultura e alla realizzazione di progetti come l'illuminazione dello Stadio e Seneto, è inaccettabile che i componenti degli altri partiti di maggioranza ostacolano il progresso bocciando i provvedimenti cruciali. Questo comportamento per i vertici di Fratelli d'Italia è un atteggiamento ostruzionistico legato a un vecchio modo di fare politica tenuto da parte dei consiglieri comunali, compromette il bilancio e paralizza l'amministrazione comunale. Chiediamo pertanto al sindaco Miccichè di riconoscere la gravità della situazione e di prendere le necessarie decisioni. Fratelli d'Italia, sin dall'inizio di questa amministrazione, ha sempre agito con serietà, lealtà e coerenza, lavorando per il bene dei cittadini nonostante le difficoltà. La situazione è diventata insostenibile, non possiamo più tollerare giochi politici che impediscono la crescita e lo sviluppo della nostra città. Siamo delusi e preoccupati per l'attuale compagine amministrativa che non garantisce la realizzazione tempestiva dei progetti essenziali per il benessere collettivo. Se la crisi non verrà risolta, affermano i vertici di Fratelli d'Italia, non si farà chiarezza in Consiglio Comunale, siamo pronti a ricorrere al voto, restituendo ai cittadini la possibilità di scegliere una nuova maggioranza capace di assicurare stabilità e continuità amministrativa. È arrivato purtroppo il momento di dire basta a questo modo di fare politica. Vogliamo rassicurare i cittadini invitandoli a mantenere la fiducia nelle istituzioni. Faremo tutto il possibile per superare rapidamente questo momento di difficoltà, lavorando con impegno e dedizione per un futuro migliore della nostra città. Sulla crisi idrica interviene oggi l'onorevole Angelo Cambiano, deputato regionale di 5 Stelle, evitato l'ennesimo sperpero di risorse pubbliche, il servizio. Sulla crisi idrica interviene oggi l'onorevole Angelo Cambiano, deputato regionale agrigentino del Movimento 5 Stelle, evitato l'ennesimo sperpero di risorse pubbliche. Per Cambiano un momento di grave crisi idrica che rischia di mettere seriamente in ginocchio le più essenziali attività quotidiane, il governo e le forze di maggioranza, con una norma inserita surrettiziamente in un disegno di legge demotivato salva aste, hanno tentato di stanziare 10 milioni di euro per finanziare una società, Siciliacque SpA, che spende circa 600.000 euro all'anno in consulenze,
Tutto questo senza alcuna garanzia su quale sarebbe stata la concreta destinazione delle somme stanziate. Grazie a un mio intervento, afferma il parlamentare di 5 Stelle Cambiano, fatto nella seduta odierna dell'Aula, si è scongiurato che ciò accadesse. Il nostro territorio è gravato da turnazioni idriche del tutto inconciliabili, persino con le più elementari forme di tutela dei diritti dei cittadini, costretti all'ennesimo salasso con l'ulteriore beffa di enormi disservizi e costi duplicati. È impensabile che tutto ciò continui ad accadere dinanzi agli occhi di forze politiche compiacenti, mentre i cittadini sono costretti a condizioni che sfiorano il dramma di una crisi idrica che rischia di assumere proporzioni apocalittiche. Ritengo che questa mia azione abbia evitato l'ennesimo sperpero di risorse pubbliche e che a tutto sarebbero servite tranne che ad affrontare con trasparenza e determinazione la gravissima situazione in atto. E sulla bocciatura dei fondi per gli agricoltori e la siccità interviene il parlamentare regionale del PD Michele Catanzaro, affermando che ancora una volta il governo Schifani ha affossato i siciliani. Nel corso dell'esame del decreto legge sulle variazioni finanziarie, governo e maggioranza hanno bocciato gli emendamenti del PD e delle opposizioni che prevedevano maggiori fondi per l'agricoltura, gli allevatori e per l'emergenza siccità. Con i nostri emendamenti, aggiunge Catanzaro, avremmo portato i fondi da 10 a 25 milioni di euro. Evidentemente questo centrodestra ritiene sufficiente dare una mancia piuttosto che stanziare i fondi necessari ad avviare interventi veri. Consiglio comunale straordinario urgente a Favara in seduta aperta per affrontare i temi dell'emergenza idrica. Si svolgerà domani sera con inizio alle ore 19:30 presso la sala consiliare in piazza Cavour. Ce ne parla il nostro collega Moscato. Un consiglio comunale straordinario, urgente e in seduta aperta per affrontare i temi dell'emergenza idrica a Favara. La riunione si terrà domani sera con inizio alle ore 19:30 presso la sala consiliare del municipio di Piazza Cavour. Si cercherà di analizzare la drammatica situazione emergenziale e possibilmente dare risposte ai cittadini assetati ed esasperati per una crisi idrica che non si verificava da decenni. Alla seduta, che ribadiamo è pubblica e aperta e dove quindi possono prendere la parola anche i cittadini e non solo i consiglieri comunali, sono stati invitati tra gli altri anche la prefettura e l'AICA. Favara, così come l'intera Sicilia, sta vivendo un momento drammatico e di emergenza che ha mandato in sofferenza intere città oltre che le campagne. Una crisi che è certamente dovuta alla scarsa piovosità, alla carenza di acqua negli invasi e nelle falde acquifere, ma anche alla pessima gestione di tutto il sistema acque che da decenni, consentiteci il termine, fa acqua da tutte le parti. Mancata manutenzione degli invasi, reti di adduzione vetuste e rotte che causano una perdita di acqua di oltre il 50% non possono chiamarsi emergenza. Emergenza è infatti, come si legge in tutti i dizionari, circostanza imprevista. In Sicilia l'emergenza è vecchia da decenni. Favara in particolare sta attraversando una situazione drammatica con turni idrici che vanno oltre 10-12 giorni in molte zone della città, che molto spesso saltano o vengono erogati per poche ore. Favara ha un solo serbatoio comunale e a sua volta è alimentato da un solo punto, ovvero il ripartitore di Aragona, per cui in caso di guasto o altro non vi è una strada alternativa. Da qualche giorno si parla di mettere in funzione i pozzi di piana traversa che potrebbero dare un aiuto per l'approvvigionamento al serbatoio di via Cartesio. Tutti argomenti che crediamo saranno affrontati nella seduta del Consiglio Comunale urgente e aperto di domani sera e che speriamo trovino anche delle risposte certe. Anche il Consiglio Comunale di Canicattì ha indetto la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario urgenza in adunanza aperta per le ore 19 di giovedì 27 giugno con oggetto la discussione e confronto in ordine alla grave emergenza idrica e conseguenti provvedimenti.
Sto lavorando a un piano nazionale idrico, è la prima volta che c'è un piano nazionale che si occupa dell'acqua, non inseguendo l'emergenza ma a medio e lungo termine. E quanto ha affermato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in videocollegamento a Enna con un convegno sul Ponte dello Stretto. Conto, entro la fine di giugno, di dare il via libera a investimenti a livello nazionale per quasi 1 miliardo per recuperare il troppo tempo perduto negli anni passati. Salvini ha aggiunto che la situazione a Enna e nelle province siciliane è grave e sono contento di dare una mano. Indagata in stato di libertà per omicidio stradale e lesioni personali stradali Miriam Ianale, la giovane di 23 anni alla guida della Fiat Punto che è finita all'alba di domenica contro il guardrail sulla Palermo Sciacca all'altezza del bivio di Giacalone, il servizio. È indagata in stato di libertà per omicidio stradale e lesioni personali stradali Miriam Ianale, la giovane di 23 anni alla guida della Fiat Punto che è finita all'alba di domenica scorsa contro i guardrail sulla Palermo Sciacca all'altezza di Giacalone. Nell'incidente hanno perso la vita il figlioletto di 16 mesi Abdirrahim e la ventenne Selma El Mokeat, zia del bimbo. La giovane, arrivata in codice rosso al pronto soccorso, è stata dimessa dal reparto di terapia intensiva ed è tornata a San Giuseppe Jato. La mamma, dopo aver appreso della morte del figlio, è assistita da un'equipe di psicologi. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Monreale. In base agli esami viene contestata l'imperizia per essersi messa alla guida con un tasso alcolemico di 1,35 microgrammi per litro nel sangue, quasi 3 volte il limite previsto dalla legge che è 0,50. Un corteo di fiaccole e palloncini bianchi ha salutato in paese le 2 salme. Il bimbo di 16 mesi e la ventenne morti nell'incidente. La comunità locale si è stretta attorno alla famiglia magrebina, giunta alcuni decenni fa in paese. I corpi sono stati purificati e bendati, così come prevede il rito funebre islamico che inizia con il lavaggio affidato alla donna più anziana della comunità alla presenza dell'imam. I corpi ricoperti di bende bianche sono stati deposti dentro 2 bare, una bianca e una marrone, con sopra una copia del libro del Corano. Erano presenti alla processione il sindaco di San Cipirrello Vito Cannella e il sindaco di San Giuseppe Jato Giuseppe Siviglia. La discarica di Mazzarà Sant'Andrea nel Messinese continua a bruciare dal pomeriggio di ieri. Sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco che per tutta la notte hanno cercato di spegnerlo. Incendio doloso, l'ipotesi che fa il primo cittadino Carmelo Navarra. La corrispondenza da Messina. Continua a bruciare l'area circostante dell'ex discarica di Mazzarà Sant'Andrea sulla costa tirrenica del Messinese. La zona di Contrada Zuppà, dal pomeriggio di ieri, è interessata da un vasto incendio. Il rogo si è sviluppato verso le ore 14:30 in un'area rurale poco distante dall'omonima ex discarica, chiusa ormai da quasi 10 anni. In poco tempo le fiamme hanno raggiunto ed oltrepassato il perimetro di delimitazione, penetrando all'interno degli ammassi di rifiuti. Le operazioni di spegnimento sono state avviate subito dopo, ma sono state rese difficili dalle condizioni meteorologiche e dalla particolare tipologia di materiali combustibili presenti dell'ex discarica. Una densa colonna di fumo nero, ben visibile a notevole distanza, si è sparsa per tutto il pomeriggio nel comprensorio, rendendo l'aria irrespirabile, tanto che il sindaco di Furnari, Felice Germanò, si è visto costretto a invitare la popolazione a non uscire di casa e a tenere serrati gli infissi. Tantissimi lanci d'acqua effettuati dai vari mezzi aerei intervenuti per domare il rogo. In serata le operazioni di spegnimento sono proseguite senza però l'apporto dei mezzi aerei, che non possono operare di notte. I vigili del fuoco e la forestale hanno lavorato per tutta la notte presso la discarica di Mazzarà Sant'Andrea per domare l'incendio. Purtroppo le fiamme continuano a divampare all'interno del sito di Contrada Zuppà. In mattinata sono arrivati nuovamente i mezzi aerei in supporto all'azione delle squadre operative via terra.
Proseguono le raccomandazioni delle autorità locali a tenere finestre e persiane chiuse, specie nella zona marittima, in quanto il vento spinge i fumi verso il mare. Il processo per il delitto di Caccamo di Roberta Siragusa approda all'atto finale. Il 10 luglio ci sarà la sentenza della Cassazione. La corrispondenza da Trapani. Il sostituto procuratore generale Marco Dall'Olio non ha dubbi. Pietro Monreale è colpevole per l'omicidio di Roberta Siragusa. Il ricorso della difesa deve essere dichiarato inammissibile. Il processo per il delitto di Caccamo approda così all'atto finale. Il 10 luglio ci sarà la sentenza della Cassazione. Monreale è stato condannato all'ergastolo sia in primo che in secondo grado. Sarebbe stato il giovane ad assassinare il 23 gennaio del 2021 l'ex fidanzata di appena 17 anni. Finora non ha fatto breccia la tesi difensiva dell'avvocato Gaetano Giunta, secondo cui si sarebbe trattato di un tragico incidente o in alternativa di un suicidio. Roberta si sarebbe cosparsa, a suo dire, di benzina per poi darsi fuoco. Da un lato si sottolinea l'assoluta crudeltà dell'agito, sulla quale neppure il caso, per l'eccezionale gravità della vicenda e per le sofferenze prodotte alla vittima dell'orrendo crimine, di dire alcunché, scrive infatti il presidente dell'accusa in Cassazione. Dall'altro si rimarcano le ulteriori aggravanti sussistenti, ovvero la relazione affettiva in essere e la premeditazione, a cui si aggiunge, prosegue ancora, la condotta tenuta dall'imputato utilitaristicamente adeguatasi alle situazioni esterne, mai spontanea, anzi per meglio dire connotata di diverse falsità, né mai evidenziante un qualche effettivo pentimento per quanto accaduto. La gelosia e la violenza risultano provate in modo schiacciante e conclamato. Negare che gelosia e violenza vi fossero significa negare l'evidenza, scrivono ancora. La madre di Roberta, Iana Brancato, il padre Filippo Siragusa, il fratello Dario, la nonna, si sono tutti costituiti parte civile con l'assistenza degli avvocati Giovanni Castronovo, Giuseppe Cansone, Sergio Burgio e Simona Laverde. La Corte, d'altro canto, ha sempre elencato tutti gli indizi a carico dell'imputato. L'anomalia comportamentale del giovane e dei membri della sua famiglia, che ha ritenuto di presentarsi ai carabinieri e denunciare quella che comunque, suicidio o incidente, era pur sempre una tragedia immane, caduta sotto ai propri occhi, solo col proprio comodo alle 9 del 24 gennaio 2021, e cioè 7 ore dopo il decesso di Roberta. Che non possa essersi trattato di un incidente o di un suicidio lo escludono peraltro tutti gli accertamenti medico-legali. Quella inflitta a Roberta è stata un'agonia atroce durata diversi minuti. Prima picchiata, stordita, poi data in pasto alle fiamme, poi buttata in un burrone. Il resoconto della maxi operazione nel Messinese, territorio costantemente monitorato, intervista al comandante provinciale dei Carabinieri Marco Carletto, la corrispondenza da Messina. I numeri che sono stati eseguiti in questa operazione, con particolare riferimento all'indagine sul contesto barcellonese e in particolare per l'associazione finalizzata allo spaccio e al traffico dello spice, ha rilasciato un dato allarmante, che significa che c'è un'elevata domanda. Tra l'altro canali che provengono dall'estero, quindi diciamo anche l'organizzazione necessita di strumenti per poter bypassare i controlli di forze di polizia, avvalendosi anche di canali di fornimento che vengono dall'estero, quindi è un dato sicuramente di interesse questo, che va approfondito. Che veniva acquistata anche sul web. La Spice nell'ambito di questa indagine è stata comprata mediante acquisti online provenienti dall'Olanda e arrivava in pacchi con materiale che chiaramente era non identificabile come droga e che quindi noi monitorandoli siamo riusciti a fare dei sequestri, appunto ritrovando lo spice nei pacchi.
C'è anche un ruolo delle donne in questa vasta operazione, in questa disarticolazione dei gruppi criminali? Sì, troviamo delle donne sia legate a rapporti di convivenza che di parentela con alcuni degli arrestati, che esercitavano un ruolo sicuramente di primo piano nelle associazioni sia su Messina che su Barcellona Pozzo di Gotto. La finalità delle associazioni è quella di assicurarsi plurimi canali di approvvigionamento, affinché se un canale viene bruciato durante un riscontro fatto dalle forze di polizia hanno pronto un altro canale per assicurare la risposta alla domanda, e quindi è chiaro che questa molteplicità di canali di rifornimento non solo dalla Calabria ma anche da Milano, da Napoli, dalla Spagna, è chiaramente funzionale a garantire la vendita, la continuità della vendita. I fortini in realtà sono abitazioni che vengono riparate sia da ostacoli fissi come porte, fissi blindati, sia da sistemi di videosorveglianza. Cioè la polizia giudiziaria si è trovata a sperimentare sul territorio sistemi di videosorveglianza che registravano sistemi privati di videosorveglianza, e quindi l'accesso all'abitazione, ma l'accesso a tutte le finestre e i luoghi in cui era possibile entrare all'interno dell'abitazione. Organizzazioni criminali che si organizzavano per l'appunto anche per dare una risposta. Un altro dato allarmante è la richiesta di droga forse smisurata in città. Sì, è smisurata, ed era anche l'accertamento di un commercio all'ingrosso. Quello che ha caratterizzato questa indagine è che noi non abbiamo accertato traffico spaccio al minuto, ma il rifornimento in quantitativi consistenti che forniva spacciatori all'ingrosso che poi gestivano piazze di spaccio autonome. Addirittura in un caso abbiamo contestato un'altra associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, perché questo gruppo di acquirenti era particolarmente organizzato e stabilmente dedito al traffico di sostanze stupefacenti. Anche le donne avevano un ruolo preminente? Sì, soprattutto con il ruolo di corrieri. È una particolarità di questa associazione, che spesso sostituiva, perché molti sono stati i controlli sul territorio che hanno portato all'arresto dei corrieri. L'organizzazione era capace di sostituire rapidamente i corrieri, spesso con soggetti di sesso femminile. Forse perché ritenevano che avrebbero attirato meno l'attenzione degli investigatori, o forse perché confidavano nelle particolari capacità delle stesse. E sull'operazione Luce messa a segno dai carabinieri di Caccamo il 26 aprile dello scorso anno arrivano le condanne. L'aspirante pentito di Villa Abate, il boss Francesco Terranova, non passa l'esame del giudice. Per lui, così come per altri 5 imputati, nel processo nato dall'operazione Luce, messa a segno dai carabinieri il 26 aprile dello scorso anno, arrivano le condanne. Il GUP Marco Gaeta ha però contestualmente deciso di assolvere un commerciante accusato di riciclaggio. La sentenza, con cui sono state sostanzialmente accolte le richieste dei sostituti procuratori Francesca Mazzocco e Gaspare Spedale, è stata emessa negli scorsi giorni con il rito abbreviato. Nello specifico, a Terranova sono stati inflitti 6 anni di carcere. Era accusato di essere il reggente del clan di Villa Abate, ma ad agosto scorso aveva deciso di saltare il fosso e di collaborare con la giustizia. Il giudice tuttavia non gli ha riconosciuto la speciale attenuante prevista in questi casi, e per capirne il motivo correrà a attendere il deposito delle motivazioni della sentenza. Condannati anche Salvatore Lauricella, figlio del boss della Calza Antonino Uscintilluni, 6 anni, Vito Traina, 8 anni e 8 mesi, Giovanni La Rosa, che avrebbe preso il comando dopo Terranova, 5 anni, Antonino Ciaramitaro, titolare di un negozio di abbigliamento, 5 anni e 8 mesi, Giovanni La Rosa, 5 anni, Kristen Boncimino, 3 anni e 4 mesi. L'unico assolto Alessio Saggio, difeso dall'avvocato Salvatore Ferrante. Nel processo si sono costituiti parte civile il comune di Villa Abate, il centro Pio La Torre, Confesercenti, Confcommercio, SOS Impresa, Sportello di Solidarietà, Rete per la Legalità e Federazione Antiracket. Terranova, da sempre vicino a mafiosi come Antonino Messicati Vitale,
E lo stesso Lauricella si era pentito ad agosto, era già stato condannato per mafia e sospettato di diversi omicidi senza che vi sia stato però alcun riscontro processuale ed era anche tornato libero nel 2022 quando risultava formalmente impiegato in un'azienda dolciaria. La sua libertà era durata poco con il blitz del 26 aprile. Era infatti rifinito in cella con l'accusa di aver guidato il clan di Villa Abate. Ha reso poi dichiarazioni ai magistrati. Dall'inchiesta, oltre all'organigramma della famiglia mafiosa, era emerso anche una particolare gestione del pizzo. Un imprenditore si sarebbe preoccupato lui stesso di cercare vertici della cosca per consegnare il pizzo non solo a Natale del 2022 ma anche a Pasqua del 2023, cioè appena 5 giorni dopo la morte della moglie. Dalle intercettazioni emergeva come l'uomo sarebbe stato ben disposto a pagare la tangente a Cosa Nostra che gli sarebbe stata richiesta da Lauricella, Terranova e Traina con la mediazione di Ciara Mitaro. I soldi per la procura sarebbero serviti direttamente per il sostentamento del capomafia Messicati Vitale. Al via la 10ª edizione di Sicilia in Bolle dal prossimo 29 e 30 giugno e 1 luglio. Il servizio. Al via la 10ª edizione di Sicilia in Bolle il 29 e 30 giugno e il 1 luglio. L'evento è ideato da un gruppo di amici e sommelier dell'Associazione Italiana Sommelier Delegazione di Agrigento e Caltanissetta, che in 10 anni è diventata la manifestazione più importante per il comparto spumantistico siciliano e non solo. Un programma ricco di eventi, la masterclass di rilievo per conoscere e scoprire il variegato e affascinante mondo delle bollicine condotte da grandi relatori AIS regionali e nazionali. Tra tutte in esclusiva una dedicata ai vini spumanti di Franciacorta, Mixology Contest. Le bollicine protagoniste dei cocktail più fantasiosi metteranno alla prova diversi bartender che cercheranno di convincere la giuria con colori, profumi e sapori insoliti, nuovi e accattivanti. Il talk show, protagonisti interpreti del mondo enologico, si confronteranno sui temi più importanti del comparto enogastronomico. Il premio Alberto Gino Grillo, che quest'anno si arricchisce del concorso enologico dedicato, la cena di gala nella splendida cornice della Valle dei Templi di Agrigento, uno spettacolo in più atti per i palati più esigenti. Quindi la serata finale, bianchi d'assaggio, grandi ospiti, food, musica e tutto il divertimento che solo le bollicine sanno regalare. Il momento più atteso dell'estate siciliana degli ultimi 10 anni. Gli eventi di Sicilia in Bolle si sviluppano in 3 giornate, sabato 29, domenica 30 e lunedì 1 luglio. Tra le esclusive location della Valle dei Templi fino al Madison affacciato sulla Scala dei Turchi, lungo la costa del Mito, nella provincia designata come capitale della cultura 2025, Agrigento. Un programma insomma strutturato per godersi pienamente questi meravigliosi luoghi insieme agli eventi. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. A Piazza Verdi a Palermo il maggior generale Gabriele Lupini, ispettore nazionale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, ha tracciato un quadro delle attività che hanno come protagonista il Corpo Militare, il servizio da Palermo. Il Corpo Militare della Croce Rossa è sempre stato impegnato su più fronti, sia in caso di conflitti armati che di protezione civile, conflitti armati a fianco delle forze armate nell'ambito sanitario, protezione civile per tutte quelle che sono state le esigenze e sono le esigenze per calamità naturali oppure causate dall'uomo. Nel corso di questi anni cosa è cambiato? È cambiato che la struttura, da che faceva leva su una struttura
di personale permanente, oggi fa leva esclusivamente sul personale volontario che presta la propria opera facendosi richiamare in servizio secondo le necessità. Ecco, oggi è la vostra festa. Sì, oggi ricorre la festa del Corpo Militare e del Corpo delle Infermiere Volontarie, a dire il vero, cioè dei corpi ausiliari, in memoria della concessione della bandiera nazionale che ha rango di bandiera di guerra e di istituto, che è stata appunto concessa con legge dello Stato italiano, sostituendo il labaro che in passato era appannaggio di tutti i corpi non combattenti e che ora riposa al Sacrario delle Bandiere presso l'altare della Patria. Quindi, pur non essendo il giorno della fondazione, che risale al 1° giugno del 1866, con legge, quando è stata concessa la bandiera, è stato fissato il 25 giugno come la data della festa del Corpo. Invece, per concludere, se dovessimo parlare del legame del Corpo Militare della Croce Rossa con la Sicilia. Ma da sempre in Sicilia è presente il Corpo Militare della Croce Rossa, qui a Palermo con un centro di mobilitazione che poi ha un comando sia di natura matricolare che operativa e che lo ha visto sempre operare sin dal terremoto calabro-siculo del 1908 a quello del Belice, a tutte quelle che sono le situazioni di emergenza, alcune eruzioni vulcaniche accompagnate dal terremoto nei paesi etnei e così via, e oggi impegnato nell'assistenza sanitaria per il disinnesco degli ordigni bellici che si trovano con sempre maggiore frequenza nelle zone dello sbarco della Seconda Guerra Mondiale. Passiamo alle notizie sportive, novità in casa Acragas, nuove nomine in attesa della nuova stagione, ce ne parla il collega Carmelo Lentini. Dopo aver annunciato l'arrivo del nuovo tecnico Lillo Bonfatto, la società cragantina ha ufficializzato la riconferma di Ciccio Nobile. Lo ha fortemente voluto al proprio fianco il neotecnico Lillo Bonfatto. Francesco Nobile, lo ricordiamo, farà parte dello staff tecnico, un ruolo importante che, per lo stesso Ciccio che da tantissimi anni si trova accanto al gigante ed è stato sempre presente sia nei momenti critici che belli. A sottolineare la sua gradita riconferma i tantissimi messaggi sui vari social. Insieme a Francesco Nobile si registra anche un'altra new entry. Si tratta del giovane tecnico Filippo Ferrante, anche lui un ex Canicattì, il quale avrà il doppio ruolo di match analyst e collaboratore tecnico. Adesso anche Radio Mercato si è rimesso in movimento ed ha iniziato a tirare fuori i primi nomi, che in ogni caso sono tutti da confermare. Il primo step del DS Peppe Cammarata prevede la riconferma degli under di Casa Nostra della scorsa stagione. Poi toccherà ai senior come Garufo, Grillo, Capitan Cipolla, Richichi e qualche altro. C'è anche qualche nome nuovo, quello dell'attaccante Giuseppe Iezzi, classe 2001, 5 anni in casacca canicattinese che lo stesso Lillo Bonfatto conosce abbastanza bene. Nei prossimi giorni, in coincidenza con gli svincoli, ci saranno le prime sorprese. Bene, questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi sono visibili in streaming sul sito www.televideagrigento.tv, sul canale 93 di Video Sicilia alle ore 15 e alle ore 20 con replica la mattina, il nostro telegiornale e sull'LCN 268 in tutta Italia. Questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.